Cosa chiedo a questo governo? Di accettare la sfida culturale che ci pone questa crisi. E poiché io penso che Matteo Renzi sia l'unica persona che in questo momento riesca a fare molte delle cose che ho detto, ma non perché lo sto incensando, perché penso che sia stato scelto dal Signore o chissà cosa, no, penso sia semplicemente una persona che ha amministrato, una persona molto determinata, aggiungo ambiziosa, perché se io trovo uno in politica che mi dice, come a volte capita, che non è ambizioso, io mi preoccupo, perché in politica bisogna essere ambiziosi, cioè bisogna avere l'ambizione di raggiungere quegli obiettivi, perché se raggiungi quegli obiettivi stanno meglio gli altri, non tu. Allora io credo che sia anche, come dire, giusto avere questi obiettivi, questa determinazione, questo coraggio. Pensate che sa anche comunicare, cioè ci fa capire. Guarda, noi quando perdiamo, tante volte, non so se vuoi capire, a me tantissimo, il problema sapete qual è? Gli elettori non ci hanno capito. Gli elettori non ci hanno capito. Non noi che non ci siamo fatti spiegare.